Da frego e che siamo in onda, dai, saluto. Buonasera a tutti quanti, a quei da Rio e a quei davanti. Che puntata speciale di Fregoetta de Nadae con i nostri cloni qua che abbiamo Bronsetta e Quertina. Tutto bene, Tosi? Tutto bene? Sì. Gabio elaborai notizie? Sì. A posto. Bene, noi cominciamo subito con i saluti. Che tu visto che bello, tutto si pare. Sì, so che hai visto il mio. Ma il tuo non è niente in confronto al mio, è molto meglio. Buonasera a tutti quanti, buonasera ai studenti, buonasera a quelli col mal dei denti. Buonasera ai maati, buonasera ai penanati, Insomma, buonasera a tutti quanti. Grossi numeri anche settimana scorsa, ne avevi seguito in tanti, ne avevi iscritto e stasera poi abbiamo delle robe veramente eccezionali, collegamenti che c'è anche Luigi Nardo che poi si collega, quelle robe di Natale, insomma tante robe. Andiamo subito con le notizie. Che notizie non ne tantissime stasera perché dobbiamo fare spazio anche fregoette, comunque avanti, veloce. Niente straordinari, salta l'operazione, mala sanità ancora. È successo a Torino, ma potrebbe capitare dappertutto. Un puteo arriva fin sulla porta della sala operatoria, ma gli anestesisti entrano in sciopero perché lui che paga i straordinari. Il problema è grave perché sto poro toso era grave. sai se che aveva fatto addosso in te braghi da paura, no? Cioè ti sta costretto a tornare a casa e aspettare che io chiamasse per un altro turno. Quando che niente a 90 Padovana nasce l'aeroporto virtuale, che tu capito? Tempi virtuale, aeroporto virtuale. Si sta inaugurare recentemente a 90 Padovana il primo aeroporto virtuale del Veneto. Questo aeroporto che è presente delle dimensioni enormi, ma grande, praticamente è un garaie della villa, esatto. Ma come? E che sa già 30 soci e sto club si chiama Avio Club. E dispone di niente di meno che due simulatori di volo in grado di simulare le 40 operazioni che sono necessarie per mettere in moto un Boeing 767. Certo, con tutti quanti i ritardi e i problemi che sono negli aeroporti italiani, con questo ti sei sicuro che te parti e anche che te arrivi in orario. Ma dove? A proposito, chiunque, negadito che chiunque può iscriversi a sto Avio Club, è negadito il presidente che si chiama signor Angelo Moneda. Moneda come Sky? Moneda. Anzi, per non smentirsi, ricorda che la tazza annuale è 150 carte dei mie. Tutti quanti in aeroporto. Noi diamo parola alle nostre fregoette con la notizia fregoetta di oggi. Eccola qua, tema che da prima, quindi leggi pure notizia fregoetta di oggi. La maestra dice che scriviamo coi piedi, per cui con lo studio della grammatica potremo evitare gli ore di ortopedia. Benissimo. Che notizia, se direi il mio invece. Questa è una notizia di scuola, naturalmente io gli dai notizie scolastiche rivolte a tutti quanti i tosetti che va a scuola, ecco. Poi sentiremo Luigi Nardo cosa che dice delle notizie che ti ha detto di grammatica. Persi i cellulari, chiavi, biciclette e anche una suocera. Una suocera persa? Come hai fatto a perdersi una suocera? Non so, infinito se l'elenco delle robe perse e depositate all'ufficio oggetti smarriti del comune di Padova. Anzi, chi che vuole andarsi in torre faria un piacere al comune a liberarsi i magazzini che c'è pieni. Esatto, magazzini di tutto, ma veramente di tutto. Telefonini, cellulari, biciclette, braccialetti, caschi da moto, parfum. Una suocera di 60 anni che a pace in continuazione e nessuno va a torse in drio. Ma come sia? Si è alta? Ah sì, alta, un fiato bustina. Robusta. I cavei. Un fiato sul biondo. Oggi era una botta e fiette in testa che aveva. Oggi mori. Oggi mori, un po'. Rincagnie. Recce lunghe. E il naso. Naso un fiato, Ma sei suocera? Ma che torna! Sito matto. Invece noi se colleghiamo, come che avevamo spiegato prima, con il nostro Luigi Nardo, che è qua in un studio qua vicino. È il nostro venetologo. Casa sua praticamente. Luigi, come sei tanto che non ti vieni a trovarmi col nostro fregolario, de Nadae. Oggi le cose che ti vuoi parlare? Visto che siamo qua ai fregoette. Il fregolario, bello. Ecco. Allora, vi parlo dei giochi di una volta. Ecco. Ne siamo morti tutti. Sì. Qualche non continua, per esempio, quello che dico adesso, che è la musetta. A musetta.
In italiano sarebbe asinella, ma Sì, asinella. Ha avuto giochiamo piangere. d'asinella. E se è un sugo un po' erotico o sbaglio? No, no, Non c'entra niente. è un gioco da descantabocchi. La descanta Perché bisogna togliere un numero di tosi, un numero dispari. Sì. E dopo dividerli per due, cioè dividere per due, Sì. nel senso che fa due squadre. Coppie. non sai che ti dividi per due? No, dividere metà da una parte e metà dall'altra. Quello che avanzava faceva da paio. È sempre uno che avanza. Che C'è sempre uno che avanza, non vade mai, lo teniamo perché qua ne serve. Che voleva anche una muretta o un muretto, una gorna, che dopo e basta. E ora metà dei stitosi si metteva sotto, con la testa in giù, con i bracci, gli ciappava il dadrio dei stati, metà saltava, e il primo che saltava era il più bravo. E il paio serviva perché sennò qui andava a rompersi A testa. e a testa. Quindi praticamente se giocava con poco, ti dici non serviva grandi Poco robe. niente, che era un po' pericoloso, no erotico, perché una volta non aveva scarpe di gomma. E ora? Non aveva sgalmare. E qua sgalmare che aveva sua non di gomma, ma di ferro, rinforzato con certe brocche che dava più. E quindi poteva dare un pedonte di Se quel che stava doveva stare attenti alle recce e anche a qualcos'altro, perché se ti arrivava una sgalmarata sui sentimenti, cioè te restavi secco. Era pericoloso. Luigi, grazie della spiegazione, che abbiamo parlato della mussetta e te stai qua, vero, tornata la settimana con noi altri e ogni giorno parleremo di un sugo diverso, giusto Luigi? Va bene. Ecco, Oggi ma giusto. adesso abbiamo parlato di mussetta, Sì. ma adesso andiamo a vedere cosa che puoi comprare, che regali, Sì. che sugatto può dare ad Che dicete come c'è. Infatti le nostre inviate Vanessa e naturalmente la clone, la Vanessina, ecco, se andai nei centri commerciali per vedere cosa che si compra, ecco, per gli Ecco regali. qua. Ciao Vanessa, ciao Vanessina. Ecco, aiuta a sentare. Chiese compagni. E compagni. E pare di me. Allora, Vanessa, disime adesso tutti quanti insieme, vedo, tutti quanti, Vanessa e Vanessina, si andai nei centri commerciali un po' in giro per frego. Come sei? Come sei? Periodo qua? Come sei in centri commerciali? Bei. E gente che ne sei, che sei in movimento? Tanta gente, Tanta gente, sì. Ma cominciamo con questa storia. Cerchiamo di andare un po' più a fondo. Ecco, ti Vanessina, Panadà, qua come regalo, cosa vorresti? Che hai delle idee, così che diamo anche dei consigli. Cosa vorresti del regalo per Che Natale? regalo sei che ti vorresti? Che hai fatto a letterina? Sì. Sì, E ora? Boh. Dimmi. E ora? vorrei un cavallo. Un cavallo? Ma vero? No, non Ah, spero. per fortuna. Cavallo Non figo, le so che si poi? fare. E dopo? Sì, sono un cavallo. E dopo il camper di... Il camper di Barbie. Il camper di Barbie. Il camper di Barbie. E Cioè, dopo? cavallo, bisogna che porta Il via il camper, camper. cioè, E basta dopo? così. E dopo L'aereo di Barbie. l'aereo. Sei contenta del Sì. fuoco. Ecco. Sa. Ti Vanessa invece che ti sia un po' più qualche desiderio? Tomoroso, cosa penso che ti possa regalare? Una macchina. Una macchina. Una macchina Cioè, se proprio... un invito ha detto regalami una macchina, sono stufo di andare in giro in Che tu anche bicicletta. il Moleo oppure qualsiasi roba va bene, basta che abbia rode. Una Porsche. Ah, una Porsche. Sa una Porsche. Beh, Ascolta vabbè, me, assia stare. Andiamo avanti con le notizie. Andiamo avanti con le notizie. Mudande esplosive a Padova. Allarme bomba in piazza d'Erbe a Padova, si è scoperto che c'era una psicologa e a borsa che era stata abbandonata a una vetrina di un negozio dei telefoni che giorni fa ha fatto scattare un allarme bomba. Se intervenuti gli artificieri, la Guardia di Finanza, i carabinieri, l'aviazione, l'esercito intero, era qua tutta quanta la piazza. Ma dentro la borsa che era solo che libri. Punti, manoscritti, un portafoglio, un brocchetto da segni, telefonino cellulare e un paro di mutandine, che te lo presenti che mutandine tipo filo interdentale, il tanga, tutta quanta ricamata del pisso. Cioè, in pratica quello era l'unico articolo per così dire esplosivo. Beh, sta notizia Scoperto, ecco, siamo in un periodo particolarmente adatto per l'influenza, per le malattie e consiglio, ecco. scoperto, dato che la nostra è una trasmissione di servizio, noi siamo pronti a darvi qualsiasi tipo di consiglio. Scoperto il rimedio per l'influenza. Ah, siamo a posto, Sai allora. dove c'è il rimedio per l'influenza? Per esempio.
a Siarpa. Che bello. La Siarpa. E questa cosa è la scoperta del solito universitario. E stavolta è l'Università de Mian a essere al centro dell'attenzione. E il dottore è Fabrizio Pregliasco, responsabile del centro per l'influenza. Pare che abbia scoperto senza ombra di dubbio. Ah, che quello di ombra che davvero che ne bevuera quante. No, senza ombra di dubbio, che per combattere l'influenza l'unico rimedio è la Siarpa. La Siarpa, capisci? A Siarpa. Ah no, medicine, non so, punture, non so, Siarpa. Ma una bella sciarpa calda e che ha fatto anche un convegno su sta sensazionale scoperta sponsorizzato da vari stilisti de moda. Perché pare che più che a Siarpa sia bella, firmata e costosa, più fa sa ben, capisci? Praticamente, e ora vorrei dire che praticamente con una bella Siarpa de Kashmir da 3 milioni l'influenza passa all'istante, anzi a te passa distante. Ah, ecco che c'era il trucco. Mi fa per vendere sciarpe e noi altri paghiamo. Paga. Siamo naturalmente alla fine e ripristiniamo le nostre tradizioni con le robe vecchie della voce. Quindi lanciamo un appello a tutti quanti i nostri ascoltatori. Scrivimi per dirmi cosa che è sta roba qua. Vediamo se inquadriamo, se qua sotto, non si può vederla. Eccola qua. No, Eccola qua, eccola qua, perfetto. Cosa sia sta roba qua? Allora, Per quanti che invitiamo- ne risponde, serve per fare caldo, per quanti che ne risponde, Venirà estratta a sorte una maglietta. no, una aspetta, maglietta. che mandiamo proprio la nostra una maglietta. Te indovina tutti quanti, voi No, sappia. è difficile, è difficile. Allora, andiamo con le previsioni un po' particolari. Un po' particolari, un po' previsioni, particolari. questa volta sono le previsioni dei animali che facciamo fare a Vanessa, che è una nota zoologa, quindi se e dice che Zoologa. zoofila. Dice che gli animali sente il tempo meglio di che altri. Come queste parti che te conosci gli animali ora? Che se tanti che animali che se gasto sesto senso. Sì. Ora? Cocanta arana, piova a Brentana. Allora, non ti capisci niente. Ascolta me, Vanessa mi spiace, Lo sa ma tutti te, che tanto- col tempo il culo e i signori fa quello che voglio. Ciao a tutti da la quarta. Vanessa, Vanessina, tutti quanti,